L'81esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia è in grande crescita, lo dice il bilancio di metà mostra, anche se sembrava impossibile fare meglio rispetto agli anni scorsi, visto l'indice di gradimento già altissimo. Invece, da mercoledì 28 agosto fino a lunedì 2 settembre, nei primi 6 giorni di festival, sono stati venduti 59.729 biglietti per l'ingresso nelle sale, con un aumento dell'11% rispetto all'edizione 2023. Gli abbonamenti invece hanno fatto registrare un incremento addirittura del 25%, arrivando a quota 1.729, quasi 13.000. Infine gli accreditati, numeri sorprendenti e di grande entusiasmo. Intanto oggi al Lido è il giorno di Luca Guadagnino, che torna a casa e per il suo film Queer in concorso ci ha regalato un'intervista dedicata. Luca Guadagnino, intanto che dico bentornato a casa qui a Venezia. Grazie, infatti mi sento a casa. Il film è una traduzione per lo schermo del grande romanzo di William Burroughs, Queer, che è un romanzo che Burroughs scrisse credo negli anni 50-51, ma che decide di non pubblicare probabilmente perché era un romanzo che lo mostrava in una dimensione molto fragile di espressione di sé, molto diretta. Era un romanzo che raccontava in maniera traslata della sua ossessione amorosa per questo uomo che si chiamava Louis Marker. Nell'85 lui si convince a pubblicarlo, quindi 35 anni dopo, ormai diventato un uomo adulto, parecchio adulto, e il libro poi esce nell'87 in Italia e io lo scopro in quegli anni. E mi colpì moltissimo e da lì cominciai a comprendere e scoprire il mondo di William Burroughs, questo scrittore immaginifico, così complesso e straordinario. Mi sento a casa, mi sento protetto e contemporaneamente è sempre un'avventura incredibile dove ti terrorizza sempre arrivarci per l'ennesima volta. Un saluto agli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, è sempre un piacere parlare con te e essere nel vostro canale. E l'aspettiamo a Venezia sempre perché qui è casa sua. Speriamo.